Professore, una 3 giorni ad Agrigento per dibattere sull'agricoltura biologica. Una 3 giorni all'insegna dell'innovazione e della ricerca grazie all'Università di Catania, ma grazie alla comunità scientifica dei paesi euromediterranei e dell'Eurozona, per parlare di biologico in una regione che oggi ha la più alta percentuale d'Italia, nel mezzogiorno del paese, di coltivazioni biologiche, con un trend di crescita che l'assessorato regionale all'agricoltura ha messo in campo nella nuova PAC 23-27. Dal mese di dicembre del 22 abbiamo stanziato oltre 500 milioni di euro dedicata alla filiera agroalimentare in biologico, per cercare di portare avanti non soltanto la produzione dei nostri prodotti, ma anche il posizionamento dei mercati. Beh, io ritengo, faccio parte, come diceva lei, della Commissione ENVI che si occupa anche di sicurezza alimentare, e questo convegno sul biologico, in cui viene presentato un importante progetto di ricerca che sta portando avanti l'Università di Catania, e si inserisce chiaramente nelle tematiche che affrontiamo in Parlamento europeo in quella Commissione. Sappiamo che la sicurezza alimentare e gli studi sul biologico sono strettamente connessi. Dalla tutela appunto dei prodotti alimentari passa anche la tutela della salute dei cittadini. Ritengo poi che sia molto importante non solo seguire la fase della ricerca, per la quale l'Unione Europea sappiamo attraverso degli specifici fondi investe, ma riuscire a tramutare quello che la ricerca ci dà attraverso l'azione delle università e dei ricercatori in dati fattuali, ed è per questo credo che ci debba essere un impegno a 360 gradi da parte di tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalle istituzioni regionali, passando per il nazionale e quindi chiaramente arrivando all'istituzione europea che io mi onoro di rappresentare. Allora, siamo qui oggi ad Agrigento per partecipare al convegno finale del progetto Bresov. È un progetto molto rilevante perché si è occupato della biodiversità di specie orticole di primaria importanza per la regione Sicilia, ma non solo, anche per l'Italia, e in particolare in coltivazione biologica, cercando di aumentare la capacità di queste specie a essere adattate ai cambiamenti climatici e a produrre quindi anche in condizioni più problematiche in un regime di coltivazione biologica, quindi in un regime di coltivazione che è adatto anche alle situazioni meno intensive e anche a maggior biodiversità. Sono stati presentati dei risultati ottenuti da una serie di ricerche, è vero, oggi sono state presentate le ricerche, i risultati di alcune ricerche. Sì, esattamente, sono stati presentati i risultati di 5 anni di ricerca di un progetto europeo coordinato fra l'altro dall'Università di Catania, insomma, quindi qui in Sicilia, dal professor Ferdinando Branca, e è un team europeo di diversi paesi che ha lavorato soprattutto su 3 specie, i broccoli, fagiolini e pomodoro, e ha presentato proprio i risultati del miglioramento genetico finalizzato proprio al miglioramento delle colture che siano per la coltivazione biologica, quindi una linea abbastanza specifica ma importante, perché sinora questo tipo di miglioramenti usualmente venivano fatte per le coltivazioni più intensive, e invece queste hanno riguardato cultivar particolari anche di origine siciliana. Sì, biologiche sempre, stiamo parlando Sì, di in questo biologiche. progetto riguardava le colture biologiche. Grazie.